Vogliamo parlare ora, ci siamo occupati di diversi argomenti, ora di cultura con un ospite d'eccezione che saluto e ringrazio perché è la dottoressa Barbara David, che è la sovrintendente nazionale per ciò che riguarda il patrimonio culturale archeologico subacqueo. Buonasera dottoressa, grazie. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Vorremmo parlare di questa archeologia subacquea che può essere un'opportunità per Taranto, ma prima vorremmo chiederle qualcosa di questa esperienza dell'8 marzo, quindi di qualche giorno fa, a proposito di un convegno dedicato proprio al mare, alle donne impegnate nella ricerca o comunque insomma negli studi, nella cultura, e a livello universitario c'è stato questo confronto. Che cosa le è rimasto di quel momento? Guardi, sono stata molto interessata dal tema che ha affrontato il convegno e senz'altro la scienza e l'archeologia e l'archeologia subacquea in particolare sono dei campi in cui le donne da molto tempo si sono applicate con successo, quindi devo dire che spero anzi che proprio le attività di queste archeologhe che fin dagli anni 60 hanno lavorato in questo campo, anche anni 50, 60 del Novecento, possano essere di ispirazione per le giovani Certo. ricercatrici, le giovani che si avvicinano al mare. È una cosa molto bella questa, molto suggestiva e che richiede naturalmente preparazione, impegno, ma vorremmo chiederle, Taranto è sede di questa soprintendenza, ma sono in corso delle attività specifiche di archeologia subacquea, sono in corso oppure lo saranno a breve nella città proprio dei Due Mari? Sì, guardi, abbiamo tanti progetti che riguardano Taranto, la provincia e poi l'Italia in generale. Per quanto riguarda Taranto, per esempio, stiamo svolgendo delle attività di studio nel mare proprio vicino all'isola di San Pietro perché abbiamo realizzato un progetto che speriamo, che abbiamo presentato e che speriamo venga approvato per la realizzazione di un parco digitale proprio all'isola di San Pietro. Come puoi immaginare, l'utilizzo delle nuove tecnologie è una grande opportunità per la divulgazione del patrimonio archeologico subacqueo. In particolare noi con questo progetto vogliamo utilizzare l'Internet of Underwater Things che prevede la realizzazione dell'utilizzo di sensori per il monitoraggio subacqueo e per la visita dei resti di naufragi che sono presenti al largo dell'isola di San Pietro per aprire questo itinerario subacqueo al pubblico. Molto bene, questa è una cosa molto interessante perché mi dà lo spunto per farle un'altra domanda, ovvero se queste attività di archeologia subacquea, fatte ovviamente le dovute eccezioni e prese tutte le misure di sicurezza perché ci sono anche i tombaroli sottomarini per così dire, Sì. possono avere anche un risvolto turistico a suo parere o lo hanno già magari se non a Taranto anche in altre realtà? Beh, senz'altro, l'immenso patrimonio archeologico che giace sui fondali marini rappresenta una risorsa che richiede una particolare attenzione naturalmente da parte degli enti pubblici preposti sia per lo studio, la valorizzazione e per la protezione. Noi possiamo contare anche sul supporto del Comando Carabinieri Patrimonio Culturale che con i nuclei subacquei dei Carabinieri sono attivi sul territorio e anche con la Marina Militare e le capitanerie di porto che proteggono il patrimonio culturale subacqueo, ma questi siti sommersi sono una risorsa che in alcune parti d'Italia è già molto valorizzata, in altre parti come per esempio Taranto è ancora da sfruttare di più, da promuovere di più e Certo. quindi questo è anche un po' il compito della soprintendenza. Noi la ringraziamo molto, dottoressa David, per la sua disponibilità, le auguriamo buon lavoro e speriamo di risentirci presto. D'accordo, vi ringrazio e poi vi aspetto anche in soprintendenza per vedere i risultati dei nostri lavori.